A San Leone, al teatro, nei pressi del porticciolo turistico, l'evento clou dell'estate agrigentina. In serata il concerto di Gianna Nannini, sopralluogo del videogiornale. Irene Milisenda. È oggettivamente l'evento culmine dell'estate agrigentina, sicuramente uno degli appuntamenti più attesi. Gianna Nannini è riconosciuta a livello internazionale come la prima rockstar italiana ed è da decenni sulla cresta dell'onda, raggiungendo una maturità artistica e musicale da brivido. Dunque nella città dei templi, ma in riva al mare a San Leone, conta la rovescia per l'attesissimo appuntamento di questa sera, quando alle ore 21:30 sul palco allestito al porticciolo turistico di San Leone salirà Gianna Nannini. Dopo il Notre Dame de Paris è il turno della granfiante rock senese che, dopo il successo ottenuto con i concerti della prima parte del tour nei teatri più prestigiosi di tutta Italia, adesso sta travolgendo il suo pubblico con gli appuntamenti live in questa tranche estiva. La cooperativa Il Sestante, che organizza l'evento, ha allestito il palco e la platea in tempi record. 24 ore prima del grande spettacolo, la squadra di operai si è messa al lavoro per assicurare la piena operatività della location entro la sera del 23 agosto e con la stessa prontezza il tutto sarà smontato al termine del concerto. L'apertura dei cancelli avverrà alle 20 e anche questa volta saranno effettuati controlli antiterrorismo all'ingresso ed è stato anche potenziato il servizio di bus in navetta per arrivare direttamente senza creare troppo traffico presso il porticciolo turistico, garantendo così la salvaguardia della pubblica incolumità. L'allestimento in 48 ore, anzi meno, addirittura lo possiamo fare e poi smontarlo in 24. L'urbanizzazione, diciamo così, poi ci rende tutto facile. Ovviamente oggi il sold out mi auguro di farlo stasera, ancora non ci siamo, però ripetere già un qualcosa che è stato già sperimentato è tutto più facile anche per noi in termini di traffico e tutto quanto. Figurati che abbiamo integrato il servizio di trasferti dalla direzione Viale delle Dune, visto che ci sono una serie di parcheggi tutti quest'anno funzionanti, la tua ha messo a disposizione altre 3 bus navetta per tutta la serata, quindi faranno ovviamente da chi viene, magari da Villaggio Museo, può fare Viale Cannatello, fermarsi alle Dune, prendere un pullman e arrivare direttamente qui. Questo permetterà di smaltire tanto carico qua viario di Viale Emporium e nello stesso tempo, cioè, fare in modo che uno che si trova anche negli hotel di Villaggio Museo non c'è bisogno di venire in macchina, con un bus arriva direttamente qua. Per quanto riguarda i biglietti, ci sono ancora biglietti non acquistati? La gente, se vuole, può acquistarli? Certamente la biglietteria è aperta qua al teatro già a partire da stamattina e in più ci sono soliti punti sia in via Platone ad Agrigento sia allo Sport Village che in Bofessi Office. Ci sono gli ultimi 200-300 biglietti ancora in platea, poi il resto è tutto esaurito. Lei è già arrivata qua ad Agrigento, diciamo che c'è anche una grande attesa da parte, io lo sento, lo percepisco, da parte del pubblico, che devo dire che ha avuto lei ormai questa capacità di un appeal su un pubblico eterogeneo di diverse fasce, sia giovani che meno giovani. Pertanto quando un artista riesce a penetrare in tutte le generazioni vuol dire che è un artista completo, vuol dire che ha una simpatia generalizzata qua su tutti, che stasera appunto poi si percepirà questo anche direttamente in scena. Lei addirittura vuole che partecipano allo spettacolo, nel secondo o terzo brano se li chiama direttamente a partecipare, alzatevi dalle sedie, cioè, quindi è una rockettara a tutti gli effetti.